Il progetto 708 consiste nella realizzazione di una viabilità comunale che permette di eliminare un passaggio a livello e di razionalizzare la viabilità sia cittadina sia quella di ingresso al porto. Questa è la prima area di cantiere che è stata realizzata, per cui erano previste le lavorazioni più lunghe, le demolizioni, la predisposizione degli impianti e poi le fondazioni profonde. Sono fondazioni costituite da pali, c'è una macchina che trivella il suolo, in questo caso sono micropali, quindi la trivellazione è di 300 mm, dopodiché viene fissa una armatura di metallo costituita da un tubolare e poi viene colata dalla malta cementizia. In questo momento siamo a pieno ritmo proprio sulla realizzazione dei micropali. Ci sono due macchine che lavorano contemporaneamente. Sono stati fatti circa 150 pali e ne sono previste circa 250 per una lunghezza di 20 metri. In questo momento hanno predisposto tutta l'attrezzatura per fare le prove di carico sui pali. Sono prove di collaudo, in tutto ne faremo 6, ne è già stata fatta una che ha dato esito positivo. Si tratta di avere una fondazione che viene resa solidale a dei pali vicini e poi c'è un martinetto che spinge il palo di prova ad un carico che è il carico di collaudo. Viene poi registrato lo spostamento di questo palo e viene confrontato con la curva di spostamento teorica. In questa maniera si vede se il comportamento è corretto o no. Nei giorni precedenti abbiamo invece fatto delle lavorazioni di spostamento della viabilità provvisoria che ci ha permesso di allargare nuove aree di cantiere. Una parte è quella vicino ai varchi. Qui abbiamo creato la zona dove poi verrà realizzata la rampa che permetterà di sovrappassare il binario ferroviario. In questo momento si stanno facendo gli spostamenti dei sottoservizi che prima erano proprio sotto la carreggiata in uso. C'è poi un'altra zona che è quella vicina dove si stanno facendo adesso le prove di carico, dove abbiamo spostato la viabilità dove prima c'era il capannone che abbiamo demolito e abbiamo creato lo spazio per realizzare già la viabilità definitiva nuova che va da via La Costa alla via Aurelia. Qui cominceranno degli scavi di sbancamento piuttosto importanti e toglieremo circa 15.000 metri cubi di terreno che in parte transiterà attraverso le vasche impermeabili che abbiamo realizzato e in parte andrà direttamente presso gli impianti di conferimento autorizzati.